Grazie, buongiorno a tutti. Oggi velocissimamente vi diamo un aggiornamento di quello che è accaduto in queste 24 ore. Ormai è consuetudine dare questo aggiornamento, quindi grazie a voi che siete presenti e a tutti coloro che sono collegati. I tamponi sono 216.000, vi dico ufficialmente che la macchina è andata a regime, quindi vedremo i risultati nelle prossime ore del tema tamponi. Peraltro dopo non so se l'assessore Lanzarini vuole dare una ricognizione ancora su tamponi, scuole, case di riposo e personale, però insomma siamo andati nella direzione sperata, cioè quella di chiudere anche tutti questi screening, e questo ci permetterà i prossimi giorni di darvi anche una statistica molto puntuale rispetto alle incidenze di positività anche per ogni categoria professionale. In isolamento, vedete, stanno calando, sono 16.000, quasi 17.000 persone. Il numero dei positivi è di 14.624, i ricoverati sono 1.621, calano ancora. Le terapie intensive hanno oggi 219 pazienti. Vedete che ci stiamo avvicinando all'altro fatidico punto importante anche per il modello, che è il 219. Peraltro si parlava stamattina con l'assessore Boltacin che segue i modelli e che diceva appunto che per i primi di maggio si dovrebbe, in teoria, salvo sorprese, salvo recrudescenze, e questo dipende ovviamente dai nostri comportamenti, si dovrebbe andare verso la fase, diciamo, finale. I dimessi superano sempre i ricoverati, sono 1824, morti purtroppo 825 in ospedale, più le case di riposo, se non ricordo 950 dovrebbero essere in totale, no, comunque 825 morti da certificare come morti in ospedale e 96 sono i nati. 940 ecco in totale. Allora guardate, io penso che ormai è innegabile che ci sia una direzione e i dati ce lo dicono ormai quotidianamente. Questa mattina abbiamo fatto un sacco di riunioni, videoconferenze con tutti i direttori generali, come al solito, come accade tutte le mattine. Il mood è non abbassare la guardia, chiedere il rispetto delle regole. Vi ricordo, perché è bene che lo ricordi, che noi abbiamo applicato con la mia ordinanza sostanzialmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anzi per 3 aspetti ancora più restrittivo, che sono le cartolerie, le librerie e le rivendite di abbigliamento per i bimbi, alle quali noi diamo la possibilità solo di aprire 2 volte alla settimana, sabato e domenica esclusi. Siamo anche in riduzione rispetto al DPCM, rispetto ai supermercati, perché da noi sono chiusi la domenica e i festivi. Detto questo, è innegabile che siamo arrivati alla fase 2, ci siamo a pieno, nel senso che la ripartenza in parte sta già avvenendo, in virtù del fatto che ci sono delle aziende autorizzate con i codici Ateco e altre aziende che hanno, in virtù delle deroghe e dei silenzi assensi con la prefettura, comunque stanno operando. Vi ricordo che tutte queste attività noi le abbiamo codificate con un piano che presenteremo, che è quello della ripartenza, dove abbiamo cercato di mettere in fila tutte le attività di tutela dei lavoratori, degli operatori. Ovviamente sentiremo anche le parti sociali e il mondo dei datori di lavoro per chiudere poi questo piano, che è già chiuso per quanto riguarda la nostra visione tecnica. Dopodiché è giusto che ci sia un confronto, ma nel giro di qualche giorno poi questo piano diventerà per noi la base per dialogare e per la ripartenza. Ovviamente lo notificheremo al governo, visto e considerato che il governo sta lavorando a un suo piano. La preghiera che continuo a fare, ma più che altro è anche sbagliato il termine preghiera, no? Nel senso che non bisognerebbe pregare nessuno perché ci sia, come si può dire, un'attenzione alla propria salute. Diciamo, la raccomandazione che faccio a tutti è di pensare che noi abbiamo 2, come si può dire,
due obiettivi, quello di salvaguardare la nostra salute e quella degli altri. Questo è un virus particolare, per cui non ci dice solo pensa alla tua salute, ma pensando alla tua salute pensi anche alla salute degli altri, e questo è fondamentale. E evitare le scampagnate, evitare le passeggiate, se qualcuno ha in programma di farle. Non si fanno i picnic, lo sapete, lo potete fare solo nel terrazzino o nel giardino se ce l'avete, e solo per il nucleo familiare residente. E vedo qualche cittadino che ci chiede: ma la distanza da casa quant'è? La distanza da casa è nelle vicinanze, non significa fare chilometri, significa poter sgranchirsi le gambe, fare una passeggiata, ma non fare chilometri, non organizzare passeggiate, soprattutto in compagnia di altre persone. Ricordo che l'ordinanza è chiara, parla di uscite individuali. Guardate, in questa fase quello che più mi fa arrabbiare è vedere qualcuno che se ne strafrega dell'uso della mascherina, e questo penso che non sia corretto nei confronti di nessuno. Allora, noi abbiamo distribuito 10 milioni di mascherine, abbiamo incentivato ogni forma di produzione locale, ci sono produzioni di mascherine, e stiamo facendo una battaglia, stiamo spingendo perché venga revocata l'ordinanza di protezione civile nazionale in maniera tale che tutti possano importare mascherine. Mascherine al mondo della sanità non mancano, non ci mancano le mascherine. C'è ancora qualcuno che pensa che manchino le mascherine alla sanità. Non mancano le mascherine, noi abbiamo fatto un magazzino che ci garantisce l'autosufficienza per 6 mesi. Abbiamo comprato 24 milioni e mezzo di mascherine. Adesso si tratta di avere un po' di buon impegno, di utilizzare la mascherina, e guardate che la mascherina sarà una condizione sine qua non per fare questo percorso di vita che spero duri dei mesi, un anno, quello che è, in presenza del virus, finché non si chiuderà questa partita. Torneremo più liberi di prima, però bisogna fare un percorso fatto bene. Allora, meno attenti siamo nel rispettare le regole, soprattutto quella della mascherina. Vi ricordo, vi ho proiettato il servizio del TG1 che è emblematico, magari lo riusciamo a far vedere oggi, poi lo facciamo rivedere, che non guasta mai, perché molti da casa lo hanno visto. Ecco, quello ci fa capire che la mascherina è condizione sine qua non per venirne fuori. Se proprio non c'è una mascherina, cerchiamo di coprire naso e bocca con un foulard, con qualcosa, e l'assessore Bottacin ha fatto anche una verifica, insomma, lo dico, non è che lo dico per fare, come si può dire, i sapientini, però come ci siamo comprati assieme io e Bottacin le mascherine durante la crisi, quando non si trovavano online, lui ha fatto giustamente una verifica e 50 mascherine su Amazon, consegna praticamente immediata, le dà a 20 euro, 12 euro, 19 euro, 50 mascherine, sono qua. Quindi lo dico soprattutto ai ragazzi che hanno più dimestichezza con l'online, magari un favore al nonno, a qualche parente, al vicino di casa, 12 euro si comprano 50 mascherine online ufficiale. Sono quelle che fra l'altro state portando anche voi in questo momento. E dobbiamo metterci in testa che la mascherina diventerà un accessorio della nostra vita per alcuni mesi, per un bel po' di tempo. Questo però ci permetterà di non avere guai. Io lo farei rivedere subito quel video, se non spiace, tanto dura un minuto. È un servizio che ci permette di evitare di tradurre il servizio originale. E abbassiamo anche le luci, ho risposto. No, sono 2 minuti. Studi sul virus e sulla sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare risposte. Intanto la TV giapponese ha condotto un esperimento su colpi di tosse e starnuti. La corrispondente Giovanna Botteri. La televisione giapponese ha condotto uno studio con i ricercatori dell'Università di Tokyo, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e raggi laser. L'esperimento comincia con uno starnuto. Possiamo vedere ad occhio nudo le goccioline più grosse cadere immediatamente a terra. Ma solo attraverso la camera vediamo anche le microparticelle grandi 1/1000 di millimetro. Sono più chiare e più leggere. Il problema è che anche una normale conversazione genera una grande quantità di microparticelle, semplicemente parlando a voce un po' più alta. Restano sospese nell'aria, non cadono e non se ne vanno. Il professor Tadeda spiega che ancora non si conosce la quantità necessaria al coronavirus per passare da uomo a uomo, ma è probabile che molti contagi siano venuti così. Il rischio sale negli spazi
con 10 persone. Basta un colpo di tosse per emettere 100.000 particelle. Quelle grosse, le blu e le verdi, cadono a terra, ma le altre restano nell'aria per almeno altri 20 minuti, a meno che qualcuno non apra la finestra per farla andare via. Basta usare le mascherine ed arieggiare ogni ora gli ambienti e il rischio di contagio, conclude Tate Esa, si abbassa. Ecco, e grazie. Questo per dare una dimensione di cosa significa una mascherina. Quindi dicevo, online se le cercate su Amazon, e quindi faccio anche la pubblicità così siamo sicuri della fonte, giustamente Bottacini ha fatto, ve le possiamo anche lasciare queste. Il prezzo inferiore consegna 6 maggio questa, 12,50 € mascherine. Bene, detto questo, queste sono tutte vi do un aggiornamento veloce, eccoli qua, sulle donazioni. Intanto c'è una bella donazione, ci scrive la mamma di Davide e di Andrea. Davide ha 9 anni, è una bella storia, la signora Luisella ce la scrive. Davide è un bambino di 9 anni che ha una doppia diagnosi, iperattività con deficit di attenzione e spettro autistico, e questo bimbo, salutiamo Davide, vedendo le conferenze stampa, un giorno il bimbo è andato in camera, ha rotto il salvadanaio, aveva 41 € e ha donato, ci ha mandato la ricevuta di 40 € e si è tenuto 1 € per il lecca lecca. Bella storia. E quindi, prego? Di Vazzola, e quindi grazie a Davide per questa donazione. C'è anche un bimbo, ce ne sono tante, però ne facciamo ogni tanto vedere qualcuno. Questi sono i nostri creativi. Questo è Matteo, ha 10 anni, è di Ponte di Piave. Questi sono i disegni che ci mandano, tra l'altro una gran mano e un gran futuro da artista. E infine volevo dirvi, per chiudere, un altro aspetto, che è l'uovo. L'uovo è stato aggiudicato. Adesso decideremo che associazione dare. Avevamo detto che avremmo dato una mano con questo uovo che mi è stato regalato, erano 10 kg di cioccolato, voleva dire farci 10 mesi di omeoprazolo per il mal di stomaco. E allora ho detto è meglio che facciamo un'opera buona. E quindi l'abbiamo messo all'asta. Non vi dico che mi hanno chiamato dicendo che non si possono fare ste robe, però l'abbiamo fatta. Insomma, se lo è aggiudicato il signor, che ringrazio e avrò anche il piacere di conoscere, Samsi Munir, è il titolare della Star System SRL con sede a Mestre. E se io facessi un'altra asta per chiedere qual è stato il prezzo di aggiudicazione, vincerei ancora 30.000 €. Quindi questo uovo, che è di 10 kg, è stato venduto a 3.000 € al chilo. Quindi grazie al signor Samsi Munir della Star System SRL di Mestre. E quindi grazie di cuore, perché si è aggiudicato l'uovo a 30.000 €. E infine vi do un dato, che è un dato veramente, come si può dire, super positivo e che rasserena tutti gli animi, nel senso che noi abbiamo i dati delle donazioni, dei trapianti, e possiamo dirvi che abbiamo rispettato la tradizione, perché i trapianti fatti gennaio-aprile 2013, in questo periodo dell'anno, i primi 4 mesi dell'anno, l'anno scorso sono stati 145, quest'anno per l'organizzazione che abbiamo dato agli ospedali, per le scelte che abbiamo fatto, sono stati 162. Abbiamo addirittura, in pieno periodo di Covid Center, superato i trapianti dell'anno scorso, da 145 a 162. Poi vediamo la disanima di tutto quello che sono. Comunque sono 145 da cadavere e pensate 19 da vivente. Quindi sono trapianti samaritani, dove magari un familiare dona il rene a un altro familiare e così via. Quindi siamo riusciti anche a non, mi ricordo, se lo ricorderanno gli assessori,
che una delle prime videoconferenze ci è stato chiesto e cosa facciamo con i trapianti, perché dobbiamo decidere subito se accettare un fegato. E noi abbiamo detto andiamo avanti con i trapianti e organizziamo la macchina in maniera tale che si possa continuare a fare trapianti. E penso che questo sia un bel segnale da condividere con tutti voi. Prego per le domande. Presidente, buongiorno. Sì, se ne fate poche meglio oggi che abbiamo un po' di fretta. Allora, una domanda sola, però ecco, magari se si può avere una risposta un po' articolata. La ripartenza al netto di fatto è iniziata, la fase 2 è iniziata, ci sono le imprese che riaprono. Ma cosa vi preparate a fare nel caso malaugurato vi fossero episodi di contagio e di diffusione del virus nell'ordine? Abbiamo un progetto che è molto chiaro, il progetto di sanità pubblica che prevede, oltre all'utilizzo dei dispositivi, tutta una serie di attività e di screening. Comunque resta sempre ferma la nostra macchina dei tamponi. Non nego, vi do anche questa notizia, questa mattina in videoconferenza abbiamo detto al dottor Flor di riuscire a comprarne un'altra. È pressoché impossibile, però noi siamo convinti che se si insiste, se riusciamo a portarla a casa sono 9.000 tamponi in più, e quindi vuol dire 9, 18 e altri 6-7 mila li facciamo di default, e quindi vuol dire un bel numero. Considerate che agli imprenditori bisogna, che ce lo chiedono, peraltro è un servizio che sono disposti a pagare, che è un servizio di messa in sicurezza delle aziende, è il tema del sierologico da un lato, no? Di fare la patente di immunità, ma questo è un tema di alto valore scientifico che deve essere validato, e noi stiamo già lavorando da una ventina di giorni con l'Università di Padova e di Verona. Però dall'altro c'è il test rapido, che è visto un po' come la Cenerentola di tutta questa partita, e so che anche a livello nazionale si sta ragionando per capire di trovare una forma di validazione. Noi intanto lo utilizziamo per gli screening, nel senso che l'apripista lo fa il test rapido per lo screening, dietro c'è il tampone poi per ovviamente andare a identificare i casi e a certificarli. Però il test rapido oggettivamente, qualora fosse certificato al 100% e avvalorato da un protocollo, noi abbiamo un nostro protocollo depositato e validato dal comitato scientifico, ma se vi fosse ancora più legittimazione sarebbe eccezionale. Un test rapido lo fai, operativamente lo fai in 30 secondi e di attesa ne hai 15 per vedere come si colora la cartina, cioè è una roba che potremmo fare veramente in maniera importante e di massa. Ma un'impresa per esempio anche di dimensioni importanti che vuole partire in sicurezza e vuole magari effettuare i test e i tamponi. Oggi noi non abbiamo capacità per fare tamponi a tappeto, non ce l'abbiamo perché dobbiamo far fronte a tutto quello che è il tema dei sintomatici e dei loro contatti, delle prove scientifiche che si stanno facendo e ovviamente il personale, perché noi continuiamo a tamponare il personale della sanità e case di riposo. Ovvio è che se avessimo più capacità potremmo fare anche dei tamponi in più rispetto alle aziende, però ricordo sempre che il tampone vuol dire prelievo, operatore, laboratorio, c'è una procedura che non è proprio una passeggiata. Test rapido, alcuni paesi lo usano il test rapido, test rapido, guardate, si comprano, cioè, sul mercato internazionale si possono comprare mi ricordo che durante la crisi addirittura ci fu una partita che ce la proposero a 3 euro a test, adesso li pagano dei 6, 8 euro, 10 euro, insomma sotto i 10 euro se le grosse quantità vengono assolutamente vendute. Noi ne abbiamo 700.000 in arrivo, molti sono già arrivati, 230.000 sono già arrivati e li abbiamo distribuiti, e vedo che insomma si fa lavoro soprattutto abbinandoli i tamponi. Un dettaglio, in caso di, ripeto, speriamo di no, ma in caso di focolai di contagio. Ma è molto semplice, è positivo, è sintomatico, perché a quel punto sarà sintomatico o per caso beccato un asintomatico, isolamento, test, contatti, quindi se capita in un'azienda dobbiamo testare l'azienda. Semplice, quantomeno l'azienda, se non anche tutti i contatti personali. Con una chiusura preventiva immagino. Beh certo, cioè, dipende cosa accade, nel senso che se c'è la necessità dell'isolamento, quindi se nell'azienda viene meno la forza lavoro, è ovvio che va in crisi. Quali
No, guarda, io purtroppo non posso neanche contraddico l'assessore, perché lo sto dicendo tutti i giorni di non aprirle più le scuole. Per cui non è una contraddizione dell'assessore, ve l'ho sempre detto, nel senso che sono convinto che sia troppo rischioso. Del resto anche i nostri clinici ci dicono questo. Sottolineo che non è una dichiarazione per contraddire un assessore, perché voi siete testimoni quante volte l'ho detto, penso sempre. Quindi registrate questo, che poi non venga fuori che si fanno dichiarazioni. Lo consideriamo rischioso perché comunque il virus alla volta di giugno, perché la chiusura canonica delle scuole ci sarà e sarà presente nella nostra comunità. Quindi è inevitabile che se vado a confinare dei ragazzi, immagino che se si vuole riaprire si pensa che a maggio, primi di maggio, li confino in un ambiente nel quale se c'è il virus lo portano nelle famiglie poi. Ma guardi, categorie più a rischio, tutti siamo a rischio, non c'è uno che non è a rischio. Ogni forma di distanziamento sociale che non rispetta il droplet mette a rischio questa partita. Ovvio che il distanziamento sociale è pericoloso in funzione dell'utilizzo o non utilizzo della mascherina, perché quando voi avete visto questo video penso che tolga tutti i dubbi, cioè bisogna girare con la mascherina. Posso? Sì, poi c'era, allora, dico i nomi, c'è la Martina, la Milva e poi c'è Emiliano. E poi chi c'è? Poi faccio il giro dei giornali e vediamo. Vai Martina. Allora, volevo capire meglio l'ordinanza svuota magazzini di cui si è accennato. Come dovrebbe funzionare? La stiamo preparando, non posso anticipare nulla, però penso che anche questa sia una grossa opportunità per le imprese. Ma neanche un accenno? No, guardate, è già prevista dal PCM, però a nostro avviso si può velocizzare e incentivare molto di più con un'ordinanza. Ultimissima cosa, avevi già accennato al tema dei test sierologici, bisogna attendere che si Sì. decida quale sia quello giusto. Attenzione, test sierologico è quello che sta facendo l'Università di Padova in laboratorio prelievo del sangue, perché comunemente si utilizza il termine sierologico per il test rapido, allora chiamiamolo test rapido per non far confusione con l'altro. Quello che dovrebbe dare origine a una patente di... Il test sierologico in laboratorio, sono già stati fatti i prelievi, stanno facendo già analisi, però hanno un potenziale oggi di 3.000 campioni, perché manca il reattivo. È da 20 giorni che stanno tentando di trovare il reattivo, diciamolo in Cina, perché è poi la Cina che fa sti kit di reattivi. Prego. Lei ha parlato prima del piano per la ripartenza, Sì. una base per dialogare. Può spiegare meglio chi a livello regionale e poi a livello nazionale quando? Allora, innanzitutto la redazione del piano è ad opera della dottoressa Russo, capo dipartimento della prevenzione della Regione del Veneto, e lo ha depositato in unità di crisi. Abbiamo detto che noi lo condividiamo, però va condiviso con le forze datoriali e le parti sociali, è fondamentale, perché è un percorso che dobbiamo fare tutti assieme, non deve essere un'imposizione, perché l'impresa deve essere convinta. Io non trovo imprenditori che non siano interessati a mettere in sicurezza i lavoratori e ovviamente anche i rappresentanti dei lavoratori. E questo sarebbe il piano che diventa il nostro portolano, il nostro riferimento per tutto quello che sono poi i rapporti da avere con le imprese, perché vi ricordo che se non si cambia la legge il tutto passa ancora attraverso l'ESPISA e la verifica che siano rispettati i requisiti di sicurezza, è un fatto di sicurezza. Lo notifichiamo al governo semplicemente come contributo. Io ho già accennato al Presidente del Consiglio in videoconferenza una settimana fa e ai ministri che noi abbiamo il nostro piano e lo notifichiamo, cioè, come si dice, vedere anche i piani degli altri magari aiuta a far sintesi magari di misure che magari non si conoscono, anche per noi, lo dico anche per noi, perché magari qualcuno ha anche qualche bella idea che noi non abbiamo avuto. Questo perché, ma nella tempistica, La tempistica è molto semplice, nel senso che noi adesso con l'approvazione e tutto lo applichiamo alle imprese che sono già aperte, quindi che peraltro applicano già la regolamentazione decisa con i sindacati, il famoso accordo di 13 punti. Però va adesso codificato un po' meglio, visto e considerato che noi comunque continuiamo a controllare. Considerate che domani
l'assessore Lanzarin vi porta l'esito dei controlli Spisa, e chiaramente sono migliaia di controlli, di verifiche, quindi avete anche un piano di cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo tutti i giorni. Emiliano? Presidente, ricordo domani, buongiorno. Oggi Buongiorno. scade il piano Marshall sanitario, quello famoso? No. Non è oggi? No. È il 22? No. Nel senso che si va avanti con la formazione e la scelta strategica è quella di continuare con questa modalità. Pian piano gli ospedali torneranno alla normalità. Da lunedì, se Dio vuole, Schiavonia aprirà il punto nascita, e questo è un bel segnale, e dopodiché pian piano è confermato lunedì mattina Schiavonia aprirà il punto nascita, e quindi vorrei dire a tutti quelli che hanno fatto i catastrofisti, no? 21 febbraio, 21 marzo, 21 aprile, quanti ne abbiamo lunedì? 13 più 7, 20, 60 giorni, siamo già alla ripartenza con gli ospedali, e quando li abbiamo chiusi aveva detto sarà una questione di qualche mese, ma è una questione di qualche mese, perché sapevamo già quale sarebbe stato comunque il decorso, viste e considerate le curve degli altri paesi. Vai Carlo. Grazie. Allora, prego, scusa, devo dimenticare. Buongiorno, no, due domande. Ieri ci siamo fondamentalmente lasciati con scritto do ai veneti 24 ore di tempo, dopodiché decido per la questione dei 200 metri, quindi non... No, noi stiamo osservando, guardate, non è una questione da scolaretti, da tirate dalle orecchie. Io penso solo che la stragrande maggioranza dei veneti che sono con la schiena diritta e rispettano le regole. Per colpa di qualcuno non è che si può mettere a repentaglio la vita di persone che rispettano le regole. Sapete, molti cittadini scrivono e invocano che ci sia il rispetto delle regole. Penso questo sia un grande segno di civiltà, e soprattutto ragazzi mi scrivono di questo. Io resto assolutamente stupito di molti ragazzi che mi dicono guarda, cioè, dovete pretendere che rispettino le regole. Quindi l'appello che faccio a chi? Lo faccio a chi vorrebbe o avrebbe la tentazione di non rispettare alcune regole, di farlo nell'interesse personale e nell'interesse di tutti. Quindi al momento l'ordinanza resta quella che è.